invito a alzarti in piedi per cominciare questo culto. Dì alla persona di fianco a te, questo è il momento di ringraziare il Signore. Noi abbiamo tanto per ringraziare il Signore, la cosa per cui siamo più grati è essere qua oggi, essere riusciti a essere qua oggi insieme a voi. È stato bello tornare nella nostra casa, come ha detto Marcos quando sono entrato, come mi ha accolto, ha detto questa è la tua casa, è vero, siamo felici di essere tornati nella nostra casa, era il nostro desiderio essere qua oggi e Dio è stato meraviglioso e ci ha permesso di essere stati qua questa sera insieme a voi. Facciamo una preghiera per consacrare questo culto al Signore, che ognuno possa sentire la libertà di ringraziarlo per tutto ciò che Lui ha fatto in questa vostra settimana, per ciò che ha fatto nella vostra giornata. Non so per cosa tu devi o vuoi ringraziare il Signore, ma questo è il momento per farlo. Comincia questo culto ringraziando Dio per chi Lui è, per ciò che Lui fa ogni giorno per noi. Amen. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento siamo qua, Signore, per santificarti, Signore, per donare a te un culto, Signore, che sarà il nostro miglior culto, Padre, sarà il meglio che uscirà dal nostro cuore, perché tu, Padre, sei degno di tutto questo. Vogliamo ringraziarti, Dio, vogliamo cominciare questo culto ringraziandoti per tutto quello che tu hai fatto in questa nostra settimana, per quello che fai ogni giorno nelle nostre vite, per le persone che metti al nostro lato, per ogni situazione che tu fai apparire, Signore, nella nostra casa, nella nostra famiglia, in mezzo alle nostre amicizie, in ogni momento della nostra vita. Sappiamo che tu, Signore, sei nel controllo di tutto e per questo vogliamo darti grazie, perché ogni cosa dipende e proviene da te. Noi sappiamo questo, crediamo in questo, riconosciamo questo e per questo noi vogliamo darti questo culto di lode, questo culto gioioso, questo culto dandoti il nostro meglio. Nel nome di Gesù, Padre, ricevi ogni nostra lode, ricevi ogni nostra adorazione e fai sentire la tua presenza forte in mezzo a noi questa sera. Questo noi ti chiediamo e già ti ringraziamo per ciò che tu farai questa sera in mezzo a noi. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Con questa prima canzone di gioia e di allegria noi dichiariamo che noi vogliamo restare qui nella sua casa, così come ha dichiarato il salmista Davide, che non c'è cosa più bella, più preziosa per lui di essere nella casa del Signore e che un giorno nella sua casa vale più di 1000 lontano da lui. Così noi dichiareremo oggi che non c'è cosa più grande di stare con lui. Amen. Sulla croce per me, per noi. Gesù è morto sulla croce per me, per te, per noi. Io voglio
perché Egli vive, per chi Egli vive, posso credere, per chi Egli vive, speranza ho, per chi Egli vive, posso credere, per chi Egli vive, speranza per chi Egli vive, posso credere, per chi Egli vive, speranza ho, perché per chi Egli vive, posso credere, per chi Egli vive, speranza ho. Io voglio restare sempre qui nella tua casa, abitare, perché io voglio restare sempre qui nella tua casa, abitare, perché un giorno insieme a te vale più di 1000. Amen, alleluia. Restiamo sempre in questo clima di gioia e di adorazione. Adesso canteremo che tutta la terra canta a Dio, che gli angeli cantano insieme a noi, e io credo che gli angeli sono qua con noi e stanno cantando: santo, santo, santo è il Signore. Santo, santo, santo è il Signore che riempie con la sua gloria questo posto oggi. Cantiamo insieme, si aprono i cieli. si aprono i cieli, si sente un suono celestiale, unite le voci di un popolo che vuole adorare. Lo Spirito, Spirito di Dio è libero di muoversi qui. Il Padre allegro sta in vedere la Chiesa unita ad adorare. Sentiamo la terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. si aprono i cieli. Si aprono i cieli, si sente un suono celestiale, Unito alle voci, unite le voci di un popolo che vuole adorare. Spirito di Dio è libero di muoversi qui. il Padre Allegro sta in vedere che
sei santo, la terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. Cantiamo ad una sola voce. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Santo, tu sei santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Santo, santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Santo, santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Santo, santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Santo, tu sei santo. La terra canta, il cielo adora e tutti gridano Che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. Amen. Io non so se tu hai presente che nella Bibbia c'è un versetto che dice che ogni ginocchio si piegherà e che ogni lingua professerà che Gesù è il Signore. E io so che un giorno arriverà questo giorno in cui tutta la terra sarà piena della gloria dello Spirito Santo, della gloria di Dio, e ogni lingua confesserà che Dio è santo, che Gesù è il Signore, ogni ginocchio si piegherà. Però questo inizia da noi. Questo inizia da noi, il fatto di voler parlare, il fatto di aprire la nostra bocca, il fatto di dire: Dio, manda a me, invia a me, ovunque tu vuoi. Perché ogni ginocchio si pieghi, ogni lingua confessi che tu sei il Signore. E un giorno tutta la terra dichiarerà e il cielo proclamerà che Dio è santo. E tutti noi canteremo in una sola voce che Dio è santo, santo, santo. Possiamo cantare tutti insieme, la terra canta. La terra canta, Il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. la terra canta, Il cielo adora e tutti gridano che tu sei angeli. santo.
Santo, Santo, con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Santo, Santo, Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Santo, Santo, gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Santo, sei Santo, gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Santo, Santo, la terra canta, il cielo adora e tutti Possiamo sentire solo le voci, la terra canta. la terra canta. Finché siamo stati, finché eravamo in Brasile, non ci siamo persi un culto di questa chiesa. Vi assicuro che non ci siamo persi un culto di questa chiesa, e se non riuscivamo a vederlo interamente, dopo la sera a casa prendevamo il nostro telefono, lo riguardavamo la registrazione. Ma questa chiesa è arrivata in 2 o 3 centri commerciali del Brasile, è arrivata in varie parti, perché ogni culto noi eravamo lì che guardavamo il culto, che ascoltavamo la lode, che sentivamo la predica che veniva portata, come Dio usava i predicatori. E siamo stati anche in tante chiese là in Brasile, abbiamo partecipato a culti di diverse chiese più piccole, chiese più grandi. Siamo stati in una chiesa gigantesca, una chiesa che ha 2000 membri per culto, e solo la domenica ha 4 culti. Eppure c'era una cosa che a me personalmente mancava sempre in ognuno di questi culti, e era la lode di questa chiesa. La lode di questa chiesa. Non sto parlando solo di voi, ma sto parlando di tutta la chiesa, di tutti noi chiesa, quando lodiamo, quando il gruppo di lode ci guida e io sono lì e sento tutte le persone intorno a me, davanti a me, dietro di me, che cominciano a lodare e tutti insieme lodiamo. Questa è una cosa che mi è mancata tantissimo, ed è stato un'emozione ritornare, risentire la chiesa, lodare al Signore tutti quanti insieme. E voglio chiederti se possiamo cantare ancora una volta il ritornello di questa canzone. Cantiamoli insieme, non lasciamo soltanto loro cantare, cantiamo tutti insieme, cantiamolo forte, dichiariamo questo al Signore. Dichiariamo al Signore che la terra sta clamando per Lui. Dichiariamo al Signore che questa chiesa sta clamando per Lui. Dichiariamo al Signore che noi vogliamo vedere i Suoi miracoli in mezzo a noi, che noi vogliamo sentire la Sua presenza in mezzo a noi, che noi vogliamo vederlo agire in mezzo a noi. Cantiamo ancora questa canzone tutti quanti insieme come chiesa. Amen.
Facciamo un applauso al Signore. Amen. Siamo stanchi per questo viaggio che abbiamo fatto oggi, ma ne va essere la pena essere qua questa sera. Ne va essere la pena essere qua questa sera, io sono sicuro, sono convinto di questo. Abbiamo ho guidato, non è vero dire, è vero? 22-23 ore, siamo partiti venerdì all'1 di notte più o meno, 2 di notte. Siamo arrivati qua alle 3:30 oggi pomeriggio. Dopo aver fatto 2 voli da 8 ore ciascuno. E io ho paura di volare, anche se non l'ho mai confessato, io ho paura di volare, io metto la mano su ogni parte dell'aereo prima di partire, prego 2-3 volte prima che si accendano i motori e quando si accendono prego altre 3-4 volte per i motori. Però è stato un viaggio che ne è valso la pena, essere qua questa sera ne è valsa la pena. Amen. Vi chiedo scusa, ma siamo arrivati oggi, siamo un po' impreparati. Gli avvisi? Pace a tutti, come avete visto e abbiamo già annunciato tante volte, finalmente una notte manca e domani ci sarà il nostro evento più grande dedicato per i teens che saranno al centro dell'attenzione. Vi chiedo solamente di essere puntuali. Inizierà dalle 15:30 con un aperitivo e poi partiremo per le 16, inizierà tutto l'evento. Vi chiedo anche di avere un abbigliamento fantastico perché sarete tutti quanti valutati, non solamente i teens ma tutti quanti. E spero sia fantastico questo, sono molto agitata, però gloria a Dio, andrà bene, amen. Amen. C'è solo questo avviso, vero? Amen. Allora vi chiedo di alzarvi in piedi, facciamo una preghiera. Giovani? Ciao a tutti Chiesa, come state? Allora, questo in realtà è un evento che ancora nessuno ha visto, però sarà una veglia che faremo con i giovani, quindi tutti i giovani che sono qui oggi, il 24, sono invitati. Dopo il culto ci fermeremo qui, non sarà una veglia di tante ore, chi lo sa, magari lo diventerà, però sarà un tempo in cui pregheremo, adoreremo Dio tutti insieme. Penso che questo sia davvero la cosa più importante, no? Stare nella presenza di Dio, pregare tutti insieme, adorare Dio e lasciarlo libero di agire. Amen? Ecco, questo è l'evento. Amen. Do soltanto un altro avviso. Avevamo detto che durante il periodo di agosto non ci sarebbe stato il culto ricarica e come avete visto neanche nella prima settimana di settembre c'è stato il culto ricarica. So
che siete tutti agitati, so che lo stavate aspettando, so che non vedevate l'ora, ma quando è che ci avviseranno? Quando è che torna il culto di carica? Non tornerà neanche mercoledì prossimo. Stiamo pregando, fateci avere una direzione da Dio su quello che succederà nei prossimi mercoledì. Comunque questo mercoledì ancora non ci sarà il culto di carica, ok? Vi chiedo di alzarvi in piedi, facciamo una preghiera in questo momento per consacrare le nostre decime, le nostre offerte al Signore. Che Dio possa ricevere oggi il nostro meglio, ciò che noi veramente abbiamo nel cuore di dare a Lui con gioia, con amore, perché amiamo Lui, perché amiamo questa casa, perché amiamo fare l'opera di Dio. Padre, nel nome di Gesù in questo momento ti chiediamo di consacrare le nostre offerte, Signore, di consacrarle perché Tu, Signore, le possa ricevere come il nostro meglio, Signore, come l'offerta più pura che abbiamo da darti, Signore. Io ti chiedo, Padre, che tutto ciò che viene depositato oggi alla tua casa possa essere usato al meglio per la tua opera, Signore. Siamo qua per fare, Signore, la tua volontà, siamo qua affinché il tuo regno possa prosperare su questa terra e ti chiediamo in questo momento, Padre, che attraverso queste decime, attraverso queste offerte, tu possa fare grandi cose in mezzo a noi, nel nome di Gesù. Amen. Padre, dammi
ancora una volta, chi salirà? Chi salirà sul monte tuo? Chi resterà davanti a te? Fa che sia io, Fai che sia io, fa che io veda la gloria tua. chi salirà? Chi salirà sul monte tuo? Chi resterà davanti a te? Fa che sia io, fa che io veda la gloria tua. Salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te? Fa che sia io, fa che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo? Chi resterà davanti a te? Fa che sia io, fa che io veda la gloria tua. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, Dammi mani pure, pure Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti, per adorarti. Per adorarti. Amen. Pace del Signore a tutti. Amen. Potete sedervi, prego, accomodatevi. Grazie. Faccio una preghiera prima di cominciare, fratelli. Signore Padre Santo, ti chiediamo in questo momento di scendere in mezzo a noi, Signore, che possa tu usare me e che attraverso di me, Padre, possa dare la tua parola, la tua voce, che sia proclamata la tua parola, che non venga da me ma che venga da te, Padre, che tutto ciò che io questa sera dirò e parlerò sia un messaggio tuo, Padre, che tu possa scendere qui, prendere possesso, Signore, di tutte le parole che vengono dette, che tu abbia libertà, Spirito Santo di Dio, per aprire i nostri occhi, la nostra mente, le nostre orecchie. Ti chiedo questo, Padre, in nome di Gesù. Amen. Amen, fratelli. Gloria a Dio. Chiedo di mettere 1 Corinzi 1, versetto 3. Grazie Alberto. In 1 Corinzi dice: grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Qui parla di
pace. Grazia e pace. E io ringrazio il pastore che mi ha dato questa opportunità anche oggi di portare la parola di Dio, che in questa settimana nella ditta dove lavoro ho visto veramente questo bisogno di parlare di pace. Ho un bisogno di parlare di pace, perché tante persone non hanno pace. Hai pace in te? Parla con te stesso. Hai pace dentro di te? C'è pace nel tuo cuore? Prova a chiudere gli occhi. Chiudi gli occhi. Chiediti, hai pace nel tuo cuore? Sei in pace con te stesso? O hai sempre pensieri, paure? Chiediti, dov'è la tua pace? Domandati dentro il tuo cuore, dov'è la tua pace? Sul vocabolario italiano la parola pace dice questo: situazione contraria allo stato di guerra. Situazione contraria allo stato di guerra. La pace è il contrario di guerra. Poi dice anche, è un simbolo di buon accordo e concordia, di intenti e di quiete. Dice, assenza anche momentanea di dolore fisico o morale. La pace è l'assenza momentanea di dolore o morale. Pace. Dice anche tranquillità, serenità spirituale, calma riposante. La pace, fratelli, è una parola che noi uomini abbiamo un disperato bisogno, soprattutto in questo periodo che stiamo vivendo. Stiamo vedendo guerre, stiamo vedendo divisioni tra popoli. È un'epoca di rivoluzioni, di distacco, di alterazioni naturali, di deformazioni psicologiche, di libertà estreme, di conflitti umani, di insoddisfazioni. E solo per cosa, fratelli? Solo per esibirci, solo per essere diversi, solo per egoismo. L'uomo è stanco della normalità, è stanco della semplicità e vuole sempre di più. Facendo così, fratelli, volendo sempre di più, l'uomo sta perdendo la sua pace. Pensateci, tutte queste guerre, queste controversie l'uno con l'altro, stiamo perdendo la nostra pace. L'uomo nel cercare la felicità, per soddisfare i suoi desideri, non prende in considerazione il fatto che ogni azione che fa lo fa uscire da un luogo sicuro, da un luogo di normalità. Non prende in considerazione questo l'uomo che vuole soddisfare i suoi desideri, che vuole di più. In pratica lui corre, l'uomo corre, va, vuole cercare delle azioni
e movimento, che riflettono cosa? Riflettono ansietà nella sua vita. È logico che un uomo, quando vuole cercare una strada che lo renda soddisfatto della sua vita lavorativa e di studio, lui deve agire, deve muoversi, deve cercare il lavoro, deve studiare, è logico, deve muoversi, ma deve anche essere consapevole che ogni movimento che lui fa provoca un riflesso, provoca un'aspettativa, perché lui si aspetta di trovare un lavoro, si aspetta di imparare meglio le cose. È un'aspettativa il movimento. Vuole aspettarsi qualcosa di meglio per la sua vita. Così cosa fa? Esce dalla sua tranquillità per cercare qualcosa di meglio. Ma ci sono certe volte che quando usciamo dalla nostra tranquillità arrivano i problemi. A volte ce li creiamo noi i problemi. E ci sono delle volte che non riusciamo a toglierci questi problemi. Noi ce li creiamo i problemi, poi non riusciamo a toglierceli. E poi cosa succede? Che ci ricordiamo quanto era bello essere tranquilli dove eravamo prima. Ci ricordavamo quando eravamo sereni, tranquilli. Ci ricordavamo quanto era bello riuscire a dormire di notte. Perché i problemi a volte non ci fanno dormire di notte. Quante persone, fratelli, in mezzo al successo, quando una persona ha successo e ha tutto, ha trovato, è arrivato nella sua apice più grande della sua vita, ma pagherebbe tutto l'oro che ha per avere pace, perché non ce l'ha. E quante persone che hanno dei dolori fisici, che stanno male, pagherebbero i medici più bravi per essere guariti, per avere pace. La pace, fratelli, non ha prezzo. La pace non ha prezzo. La pace ha un valore inestimabile. È incalcolabile il valore che ha la pace dentro di noi. E noi non lo vediamo, non ce ne accorgiamo. Chi ha pace ha più oro di un re. Chi ha pace ha il tesoro più grande. Chi ha pace ha una grazia immensa, perché avere pace è una grazia. Vi ricordate sabato scorso, quando ho parlato delle 4 cose per andare in cielo? La quarta cos'era? Qualcuno si ricorda? Era entrare dalla porta. Avere pace, fratelli, vuol dire entrare dalla porta. Avere pace vuol dire aprire questa porta. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Poi mi sono fatto delle domande. Puoi mettere il banner intanto, Alex? Ho preparato un banner. Amen. Poi mi sono fatto delle domande e sono andato alla ricerca. Non chiedo a Alex di mettere questi versetti, se poi qualcuno vuole chiedermi quali sono, ma li può cercare anche sul cellulare, li trova.
ci sono nei versetti di Romani, Corinzi, primo, Corinzi secondo, i Galati, gli Efesini, i Filippesi, i Colossesi, i Tessalonicesi 1 e 2, Filippesi e anche su Apocalisse, che dice così: grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Tutti questi versetti sono tanti e parlano di grazia e pace. E poi anche Gesù, dopo che è risuscitato, veniva tra i discepoli e diceva pace a voi. Luca, Giovanni 20, 21 e 26. E questo perché, fratelli? Perché gli apostoli e anche Gesù continuano a dirci pace a voi? Perché sa che dentro di noi c'è una guerra e per spegnere questa guerra c'è bisogno di pace. Amen, fratelli. Per toglierci questa guerra che abbiamo, che vive dentro di noi, c'è bisogno di pace. Gesù lo sapeva molto bene e quando veniva davanti agli apostoli diceva pace a voi. Secondo voi la pace dell'uomo è uguale alla pace di Dio? Secondo voi è uguale la pace che dà un uomo o la pace che dà Dio? No, non è uguale, fratelli. Perché l'uomo tante volte è falso, è bugiardo, ma Dio non lo è. Lui non è un uomo per mentire e la sua parola è fedele. La pace di Dio è la cosa più grande che puoi avere nel tuo cuore. La pace di Dio. Amen, fratelli. Amen. Mi puoi mettere Giovanni 14, versetto 27? La parola di Dio dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Qui lascia pure il versetto. Qui vi sta dicendo che la pace che dà Gesù non è la pace del mondo, ma è la pace di Dio. È la pace di Dio. Io non ve la do come il mondo ve la dà, ma come il Padre mio ve la dà. Alleluia, fratelli. Alleluia, fratelli. Gloria a Dio. Gloria a Dio. La pace, come possiamo avere la pace, fratelli? Come possiamo trovare questa pace di Dio? Perché un fratello può venire lì ad abbracciarti, a consolarti, ma la pace di Dio, come fai ad averla? Dobbiamo ottenerla lasciando tutti i nostri problemi nelle mani di Dio, ma con fede, credendo che Dio può aiutarti. Devi essere sicuro e certo che nelle sue mani andrà tutto bene. Questa è la pace che tu puoi ottenere da Dio, lasciando i tuoi problemi nelle sue mani. Ma non con questo però dobbiamo evitare o non fare la volontà di Dio. Dobbiamo sempre fare la volontà del Padre, perché senza sacrificio non c'è vittoria e senza vittoria non c'è pace. Perciò bisogna sacrificarsi, bisogna lottare per avere questa pace, ma la lotta non è fuori, è dentro di noi. La lotta che tu devi fare per avere pace è dentro di te.
La guerra è dentro di te, non è fuori. Gesù lo sapeva bene questo. Gesù lo sapeva bene. Pace a voi. Dicevo che si deve avere sacrificio e la pace si deve cercare con disciplina e autocontrollo. Dobbiamo avere disciplina e autocontrollo. Mi puoi mettere Salmi 119, versetto 165? Grande pace hanno quelli che amano la tua legge e non c'è nulla che possa farli cadere. Alleluia, fratelli. Con la pace di Dio tu non cadrai mai. Non cadrai mai. Rimetti pure il versetto, Alex, sempre il 119. Dice che ha grande pace, non una piccola pace, una grande pace. Hanno quelli che amano la tua legge. Fare la volontà di Dio ti dà una grande pace. Alleluia, fratelli. Gloria a Dio. Se tu fai le cose giuste, se cerchi di fare le cose giuste nella tua vita, sgorgerà pace nel tuo cuore. Mi puoi mettere Filippesi, capitolo 4, versetto 7? E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Alleluia. Lascia pure qui, Alex. Qui parla della pace di Dio, non la pace degli uomini, la pace che Gesù ci ha dato. Quando Gesù veniva e diceva pace a voi, dava la pace di Dio ai suoi discepoli. E Paolo nelle lettere dice grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Perché la pace di Dio supera ogni intelligenza e custodirà i vostri cuori. Da cosa custodirà? Dal male. Li custodirà dal male, dalla guerra che c'è in voi. Alleluia, fratelli. La pace di Dio non soltanto ci libera dai nostri pensieri, dai nostri problemi, ma ci custodisce il cuore. È una pace meravigliosa, una pace che un uomo non ti può dare. Siamo in mezzo a una guerra interiore, fratelli. È una guerra personale, ognuno con la sua guerra. E Gesù ci invita a prendere la sua pace per combattere questa guerra. Gesù ti invita di prendere questa pace. Noi vinceremo le nostre ansie, i nostri dolori, i nostri problemi con la pace di Cristo. Amen. Amen, fratelli. Gloria a Dio. Alleluia. Vi voglio leggere Efesini 2. Ci sono vari versetti molto belli, dal 13 al 19. Dice così: ma ora in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Aspetta un attimo, Alex, torna indietro. Essere in contatto con Dio. Ha tolto tutti i precetti degli uomini. Vai pure avanti. E per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico, mediante la croce sulla quale fece morire l'inimicizia. Vai avanti fino al 19.
con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini. Alleluia. Alleluia. Perché per mezzo di Lui abbiamo gli uni e gli altri accesso al Padre in un medesimo spirito. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Alleluia, fratelli. Facciamo tutti parte con un corpo unico della famiglia di Dio. E tramite cosa? Tramite la pace che ci ha dato attraverso la croce, attraverso il sacrificio del suo sangue. Questa è la pace che Gesù parlava ai suoi discepoli. Questa è la pace di Dio. Noi uomini non possiamo dare una pace del genere, ma Gesù Cristo ce l'ha data. Gloria a Dio. Gloria a Dio per questo figlio meraviglioso che ci ha mandato qui, fratelli. Gloria a Dio, fratelli. Mediante il sangue della sua croce tu hai pace. Alleluia. Lui ti offre questa pace. È morto per questo motivo, perché tu sia liberato da te stesso, dal male interno che hai. Sta a te prendere questo amore ed avere pace. Sta solo a te prendere questo amore ed avere pace. Alleluia. Alleluia. La pace di Dio è un segno importante nelle nostre vite, anzi è il segno più importante. Perché il nostro Dio è un Dio di pace, non è un Dio di confusione, perché Lui ci ha creati e Lui ci ama. E se siamo noi a immagine e a somiglianza di Dio, dobbiamo cercare di essere come Lui e dobbiamo cercare di essere ripieni di questa pace che Lui ci offre. Non pensare di non essere capace di avere questa pace dentro il tuo cuore. Non pensare che tu dici io non ce la farò mai, non riesco a pregare. No, fratello, no, Dio è con te. Dio ti aiuta ad avere questa pace tutti i giorni, perché la guerra non è un giorno sì, un giorno no, è tutti i giorni. Gesù ti aiuta ad avere questa pace tutti i giorni. Ci sono tante parole che possiamo definire la pace, perché veramente la pace comprende quasi tutte le parole più belle che noi possiamo immaginarci. Io ne ho scritte qualcuna. Ho scritto che la pace è armonia, è riconciliazione, è una tregua, è un accordo, è unione, è mitezza, grazia, umiltà, speranza. La pace è quiete, è calma, è allegria, è serenità, tranquillità, è riposo. La pace è silenzio. La pace è silenzio. Che bello, fratelli, avere il silenzio dentro di noi. La pace è dolcezza, la pace è gioia, la pace è amore, la pace è felicità, la pace è felicità. All'inizio della parola che ho dato, ho detto che l'uomo cerca la felicità e lascia la pace da una parte. Cercando la felicità perde la pace. E perde proprio la felicità che ha sotto gli occhi.
La pace è vicino a te, fratello. Basta solo che tu allunghi la mano verso Gesù. Riempiamoci, fratelli, riempiamoci di questa pace che ci dona lo Spirito Santo e diamola anche ai nostri fratelli. In Luca 10,5 c'è scritto una cosa veramente molto bella. In qualunque casa entriate, dite prima pace a questa casa. Alleluia, fratelli, che questa parola sia scolpita nei vostri cuori, che voi possiate portare pace in ogni casa dove andate. Alleluia, alleluia. Prima di entrare, ancora prima di entrare o quando entrate che c'è la persona, il vostro amico lì davanti, dite proprio in faccia a lui: pace a questa casa. Ma non ditela col cuore di un uomo, ditela pensando che Dio è lì. Date la pace di Dio alle persone. Ho quasi finito, fratelli. Tanto più dovremo stare in pace con le persone che ci sono fuori, tanto più dobbiamo stare in pace tra di noi in chiesa, soprattutto tra di noi. Ci sono due bei versetti. Marco 9,50 ci dice: il sale è buono, ma se il sale diventa insipido, con che gli darete il sapore? Abbiate del sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri. Dovete avere sale, che è intelligenza. Dovete avere l'intelligenza di stare in pace gli uni con gli altri. Perché, come mi ripeto sempre, noi siamo persone imperfette che vivono vicino a persone imperfette. Ma qui dice: state in pace gli uni con gli altri. In Ebrei 12,4 dice anche così: impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Qui il Signore vi dice: impegnatevi a cercare la pace. Più che la felicità, cercate la pace. Quando trovate la pace, trovate la felicità. Alleluia. Alleluia, fratelli. Dobbiamo dire basta, fratelli, alle invidie. Adesso guardatevi dentro di voi. Provate a dire queste parole dentro di voi. Basta con le invidie, basta con le gelosie, basta i rancori. E qui lo ripeto, siamo persone imperfette che vogliono vivere con persone imperfette. Noi tutti qui cerchiamo Cristo, vogliamo sentire la parola di Cristo, di Dio, e Cristo vive dentro il tuo cuore. In ognuno di noi vive Cristo, perché siamo qui. Quelli fuori non vengono a cercare Cristo perché sono fuori, non gliene frega niente, ma a noi importa tantissimo questo, perché noi vogliamo la pace. Amiamoci tra di noi, fratelli, e perdoniamoci con la pace di Gesù. Amiamoci e perdoniamoci. Possiamo seguire il consiglio che ci dice Pietro. In 2 Pietro 3,14 dice: perciò, carissimi, aspettando tutte queste cose,
fate in modo di essere trovati da Lui, immacolati e irreprensibili nella pace. Alleluia! Che consiglio meraviglioso che ci dà Pietro. Ma sapete perché è meraviglioso? Sono sempre andato a cercare sul vocabolario cosa significa irreprensibile, che magari ci sono dei brasiliani qua che non conoscono la nostra lingua, allora è bello anche spiegare. Il vocabolario dice di questa parola che irreprensibile è a cui non si può muovere o dare nessuna critica. Avere una forte onestà e correttezza. Una persona irreprensibile è onesta e corretta e avere una condotta impeccabile. Un uomo irreprensibile ha una condotta impeccabile. E qui Pietro cosa ci dice? Fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. Fate in modo di essere trovati da Lui. Camminate per la strada giusta, fratelli. Cercate autocontrollo dentro di voi. Cercate di combattere la vostra guerra personale dentro di voi. Perché come avevo detto anche in altre situazioni, che il nemico è sempre dietro di noi, pronto a farci del male, pronto a farci cadere per terra, a strisciare. E sapete cosa significa immacolati e irreprensibili? Immacolati vuol dire senza macchia, puliti. Pietro non ha detto tante cose, ha detto due cose: immacolati e irreprensibili. Io chiedo a Dio veramente che voi possiate essere trovati da Lui irreprensibili e immacolati nella pace. E in questo momento io mi sento veramente di chiedervi di alzarvi in piedi, che faccio una preghiera. E se qualcuno non ha più pace dentro il suo cuore, è pieno di rancori, problemi, io chiedo a questa persona di uscire qui, che faremo una preghiera per lui. Tutti noi, missionari, pastori. Io so che dentro il vostro cuore avete dei blocchi. Io sento che tante persone hanno qualcosa che li blocca. E vi chiedo di venire qua davanti, che noi possiamo darvi una parola di pace, una preghiera di rinforzo, che possiate veramente sentire questa pace di Dio. Padre Santo, in questo momento io ti ringrazio, Signore, di queste parole che prima sono entrate nel mio cuore e poi le ho spiegate ai miei fratelli, che loro possano aver sentito la tua voce, Padre, che loro possano, Signore, avere questo autocontrollo per poter riempire la loro vita di pace, quella pace che il mondo non ci dà, quella pace che noi abbiamo bisogno, Padre. Quindi possiamo essere veramente ripieni del tuo amore, Padre. Che noi possiamo combattere le nostre difficoltà, i nostri problemi, le nostre ansietà, le nostre depressioni. In nome di Gesù ti prego, scendi qui in mezzo a noi, Spirito Santo, che tu abbia libertà di agire nei nostri cuori, che tu abbia libertà, Padre, di entrare in noi, Signore, fare un miracolo, toglierci questa guerra che c'è dentro di noi. In nome di Gesù, Padre, ti chiedo di scendere qui in questo momento. Grazie di ciò che fai, grazie, Signore, della tua presenza, grazie di queste parole, Padre. Grazie, Signore, in nome di Gesù. Amen.
Del Signore, con un desiderio forte dentro il cuore di ricevere qualcosa nel suo nome e sentir così vicino il suo calore. Noi cerchiamo la presenza del Signore perché c'è un bisogno forte dentro al cuore di ricevere la pace del Creatore, quella pace che solo Lui può donare. Spirito Santo, scendi su di noi. Spirito Santo, riempi i nostri cuori. Grazie Signore per la pace che ci dai e per la grazia donata a tutti noi. Noi veniamo alla presenza del Signore con un desiderio forte dentro al cuore di ricevere qualcosa nel suo nome e sentir così vicino il suo calore. Noi cerchiamo la presenza del Signore perché c'è un bisogno forte dentro il cuore di ricevere la pace del Creatore, quella pace che solo Lui può donare. Spirito Santo, scendi su di noi. Spirito Santo, riempi i nostri cuori. Grazie Signore per la pace che ci dai e per la grazia donata a tutti noi. Spirito Santo, scendi su di noi. Spirito Santo, riempi i nostri cuori. Grazie Signore per la pace che ci dai e per la grazia donata a tutti noi. Donata a tutti noi.
céus inundados por tua glória. Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Por tua glória, Amen. Non voglio né aggiungere né togliere nulla a quello che lo Spirito Santo ci ha già ministrato questa sera, soltanto questa predica mi ha portato un ricordo di una conversazione che ho avuto un bel po' di tempo fa con mio fratello più piccolo, alcuni di voi lo conoscono, lui è cattolico. E un giorno stavo parlando con lui, quando io parlo con lui molto spesso parliamo di Bibbia, e gli ho chiesto qual è il suo versetto preferito e pensavo che lui mi rispondesse, non lo so, Elia che brucia con il fuoco l'altare, che uccide i profeti di Baal, o il profeta Eliseo che fa uscire 2 orsi dal bosco per mangiare delle persone. Invece il versetto che lui mi ha citato è quel versetto che prima è passato qua sullo schermo, di Luca 10,5, ovvero quando andiamo nella casa delle persone noi dobbiamo portare la pace di Cristo. Noi dobbiamo portare la pace di Cristo. Questo è quello che noi siamo chiamati a fare come cristiani. È vero, noi abbiamo ricevuto la pace di Dio e dobbiamo riempirci di questa pace, ma non possiamo fermarci a questo. Quello che noi siamo chiamati a fare è portare questa pace, portarla nelle case delle persone, portarla nella nostra casa prima di tutto, portarla nel cuore delle persone. Porta la pace di Dio dovunque tu vai, che tu possa essere un seminatore di pace. Amen. Amen. Vorrei chiamare mia moglie qua. Signori e signore, la pastora Andrea. Applauso. Facciamo un'intervista. Ti è mancata la tua chiesa? Sim, tantissimo, tantissimo. Sono senza voce, scusatemi, però non ci è mancato andare in chiesa perché siamo andati più in chiesa in Brasile che se veniamo qua, ma ci è mancata la nostra chiesa e c'è stato un impatto molto bello vedere questa chiesa che è veramente bella, sta subendo una trasformazione veramente straordinaria. Ci mancano un po' di persone. Chiedo scusa se qualcuno mi ha iscritto questo mese perché io sono arrivata in Brasile, il mio telefono non funziona più, non ha funzionato più, non so se Dio mi voleva dare un po' di ferie o se a batteria, il caricabatteria non funzionava in Brasile, ma se qualcuno mi ha iscritto questo mese puoi venire a parlarmi dopo il culto. Ci siete mancati tantissimo veramente. Questa chiesa è qualcosa che Dio sta alzando in questo tempo e che insieme noi faremo la differenza in questo luogo. E veramente quando guardavamo il culto sentivamo il cuore che ci batteva molto forte perché stare insieme a voi qua è veramente una gioia. Amen. Prima di finire il culto è arrivato il mese che tutta la chiesa aspettava, il mese di settembre, il mese ufficiale dei compleanni ADM. Quindi
Vorrei invitare le persone che hanno fatto il compleanno questa settimana per fare una preghiera. Prego. Chi ha compiuto gli anni questa settimana? Chi ha fatto il giorno 5? Chi li ha fatti il giorno 6? Chi li ha fatti il giorno 7? Purtroppo manca anche la Marinei. Il giorno 4, prego. Natalia, Giordano, Giacomo. Manca Marinei. Amen. Possiamo stendere le nostre mani per benedire la loro vita. Che Dio possa fare grandi cose nella loro vita in questo nuovo anno. Sono 3 persone, ma sono anche 3 operai della casa del Signore. Che Dio possa usare questo anno per innalzare la loro vita, affinché attraverso di loro tante anime possa essere condotta al Signore. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento vogliamo pregarti per la vita di Giordano, di Giacomo, di Natalia, Signore, per i compleanni che hanno festeggiato in questa settimana, Padre, per questo nuovo anno che apre le porte, Signore, davanti a loro. Io ti chiedo, Dio, di riempire, Signore, questi giorni con le tue benedizioni, di riempirli con la tua pace, di riempirli con il tuo spirito, Padre, che tu possa essere sempre al loro fianco, innalzandoli, proteggendoli, conservandoli, Signore, e dandogli la forza in ogni giorno della loro vita. Nel nome di Gesù benedici ognuno di loro e questo nuovo anno. Amen. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Parabéns pra vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen. Che Dio vi benedica, che Dio possa benedire la vostra settimana, che Dio possa riempire i vostri giorni con la sua pace, che possa farvi diventare seminatori di pace nelle vostre case e dovunque voi mettiate il vostro piede. Nel nome di Gesù che Dio vi benedica. E l'amore di Dio Padre, la grazia di Gesù Cristo e lo Spirito Santo di Dio con la sua pace siano con tutti quanti noi e insieme possiamo dire Amen.